Si continua a parlare di incidenti stradali nelle nostre strade dopo i 3 incidenti mortali avvenuti a Racalmuto, a Comitini, alla rotatoria Giunone, del giovane disabile di Campobello di Licata. Questa volta è successo nuovamente presso la rotonda degli Scrittori sulla strada statale SS 640. Infatti un'auto Alfa Romeo si è schiantata contro il muro della rotonda, il guidatore, un uomo di 30 anni, in grave condizioni. Alla rotonda degli Scrittori, lungo la strada statale 640, di nuovo in territorio di Agrigento, un trentenne di Canicattì si trova adesso ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio. L'incidente è successo all'incirca tra le 2 e le 3 del mattino, intervenuta prontamente la compagnia radiomobile di Agrigento. Il conducente dell'Alfa Romeo Giulietta di colore grigio ha perso il controllo dell'autovettura, schiantandosi contro la rotonda degli Scrittori. Sul posto accorrevano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Villa Seta, che hanno liberato i 2 giovani e anche un'ambulanza del 118 che trasferiva i feriti al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita del conducente trentenne che guidava l'auto Alfa Romeo. Intanto ieri a Racalmuto tanta gente, amici, familiari hanno assistito ai funerali di Angelo Macaluso, tragicamente morto, avendo perso il controllo dell'auto al rientro a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro nei pressi della località dove insiste il centro commerciale Le Vigne, perdendo il controllo della sua Volkswagen Polo, tutti in silenzio all'uscita del feretro al termine della funzione officiata presso la chiesa madre di Racalmuto, troppo piccola per contenere la folla di gente e amici che hanno assistito alla messa officiata da Don Diego Martorana. Durante la Santa Messa si è voluto anche ricordare le altre 2 vittime di questi giorni, oltre ad Angelo, anche Alfonso e Giovanni. Intanto nel pomeriggio di oggi i funerali di Alfonso Taglialavoro presso la chiesa di San Nicola a Fontanelle di Agrigento e poi la salma sarà accompagnata al cimitero di Bonamorone. Sugli incidenti accaduti in questi giorni presso le nostre arterie stradali è intervenuto anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che si associa al dolore delle famiglie per i morti avvenuti in questi giorni nelle nostre strade. Rivolgo, afferma il sindaco, un appello ai ragazzi che si mettono al volante, raccomandando loro il rispetto della vita e del codice della strada. La vita, afferma l'onorevole Brandara, è una sola e va vissuta. Al dolore dei familiari e delle vittime si è associato anche il primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto, affermando come la vita è un dono prezioso e va custodito.